curati, mori e profumati. Sono le figlie del sud che incontri in ogni sud. Siamo le onde del mare, la nostra Maria, guarda il mondo coi tuoi occhi. Maria, a due fischie sei mia. Maria, adesso mi stiamo su. Maria, come te l'amore la chiave. Un bacio a tutti. Ciao. Noi nati di fortuna, passo della luna, dai lampi e vai Madeno. Sì, sono le figlie del sud che incontri ogni sud. Siamo le onde del mare, la nostra Maria, guarda il mondo coi tuoi occhi. Maria, a due fischie sei mia. Maria, adesso mi stiamo su. Maria, come te l'amore la chiave. La mia destra. Maria, guarda il mondo coi tuoi occhi. Maria, a due fischie sei mia. Maria, adesso mi stiamo su. Maria, come te l'amore la chiave. Maria, guarda il mondo coi tuoi occhi. Maria, a due fischie sei mia. Maria, adesso mi stiamo su. Maria, come te l'amore la chiave. Maria. Signore e signori, per voi quest'oggi Enrica Cocco! Signori, benvenuti! Partiamo subito con queste canzoni. Con il treno dell'amore arrivano le nostre canzoni. Una notte attraversa fiumi e città, con il suo carico di storie, di vita e di umanità. Intanto dietro ai finestrini il mondo dorme e non lo sa, che una donna vuole dire
bien porque no puedo verte. Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal que viene y atravesan este corazón. Decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós. Aunque vengas de rodillas y me llores y me pidas, a que vengas y me llores, que te suelva y te perdone, a que ni me causes pena, he tirado tus cadenas y te dedico esta canción por ser el último. A suplicarme, a que vengas y me llores, que te suelva y te perdone, a que ni me causes pena, o yo tiro tus cadenas y te dedico esta canción por ser el último adiós. Aunque vengas a llorarme, a pedirme, a suplicarme, a que vengas y me llores, que te suelva y te perdone, que ni me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas y te dedico esta canción por ser el último adiós. E parliamo di baci, un bacio a te, un bacio a voi, anche Capodanno. Guardo te e un cuore innamorato, ma non esiste, te lo leggo in fronte, ma perché non me lo hai detto subito, sei troppo timido, tu sei il solito, e allora lasciami andare, vai son fina di te, il giorno dell'amore sai qual è. Ditemelo voi, io non bacio a te e un altro se tu mi chiami amore, ma mi importa che tu mi dica sì con le tue parole, io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio, sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te, io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio, sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Signori, buongiorno a tutti, benvenuti e grazie. Grazie del vostro applauso, del vostro calore e naturalmente grazie ad ognuno di voi, grazie per la vostra presenza. Io vedo quest'oggi tanti volti amici, sono arrivate tante persone e questo mi fa davvero un enorme piacere, quindi vi voglio ringraziare per averci raggiunto. Grazie a tutti, amici che sono arrivati da lontano, amici che sono arrivati da più vicino, indistintamente, tutti quanti, grazie. Come voglio ringraziare anche tutta la direzione, la signora Stefania, tutta la direzione, lo staff di Villa Pigalle, che quest'oggi ci ha dato la possibilità di arrivare con tutta la mia orchestra al gran completo, i miei ragazzi. Chiedo l'applauso anche per loro. Siamo molto emozionati, siamo molto carichi e allora quest'oggi cercheremo di regalarvi anche delle emozioni, forse probabilmente in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, le emozioni io credo che siano una giusta cura, una giusta terapia che fa bene al cuore. Quindi passeremo insieme qualche ora di divertimento. Se avete delle richieste, mi raccomando, fatele. Noi oggi siamo qui a disposizione per farvi divertire, naturalmente ce la metteremo tutta. Allora io adesso vi spiego il programma di questa giornata. Vedo che in mezzo a voi ci sono ancora alcuni tavoli che sono incompleti perché ci sono ancora delle persone che stanno arrivando, quindi daremo loro la possibilità di arrivare
e di raggiungerci per iniziare il pranzo, naturalmente tutti insieme. E nel frattempo io con i miei ragazzi vorrei ancora dedicare a tutti voi qualche canzone e poi naturalmente insieme pranzeremo e insieme nel pomeriggio continueremo con tutte le nostre canzoni. Voglio partire augurando a tutti voi una buona giornata, un buon divertimento. Parto così, con la musica italiana, le canzoni di Goretti Ragozzi. Scena caro mio, ridi troppo che cos'hai, ti darò una mano io se non ce la fai, e ti parlerò di lei, tanto che la ascolterai, e la strapperò dall'anima e tu mi vorrai, ti guarirò di lei, occhi scuri negli occhi miei, quando ti accorgerai che tu sei come me, sarai la mia. E poi non ti chiederò niente più di quel che dai, se le prese dalla vita come ti rifai, e ti aspetterei di addio, sono una dama di un addio, e so quanto costa il rischio di vivere d'amore. Fammi viaggiare, fammi un pieno d'amore. Questa notte basterà amore, e questa notte basterà. Sopra di me siete d'estate, che male c'è, e tanto invento il mio prossimo amore, gli do appuntamento e già un po' me lo sento, a un passo dal cuore. Sarà più grande il mio prossimo amore, sarà forte e chiare che pochi conoscono, e importa il nome che avrà, quando e come sarà. Sarà più grande il mio prossimo amore, ci passano le ore anche quando non passano. La prima volta non è, ora è quello che è, ma somiglia a qualche. Grazie. Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiore, vecchie canzoni, e si rideva di noi, non so più fare, come se non fosse amore, se per errore, chiudo gli occhi e penso a te. Innamorarmi ancora, tornerai, maledetta primavera, e quando sei, e innamorarmi
valigia sul letto è quella di un mondiale. Hai trovato oggi. Io voglio che poi si rivela, ma quando t'arrabbi sei ancora più bello. E così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai, un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà per 5 minuti e non hai ritrovato. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non mi sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, come la valigia tutto il nostro passato non ci sta. Arrivare, partire, che gusto mi dà. Sono un mago, poeta, tu identità. Sono quel vagabondo che pace non ho. Amo solo me stesso e la mia libertà. E apprezzo la donna, le sue ambiguità. La bellezza in se stessa, la spontaneità. Sono quel vagabondo che pazza e non ha. E non sono fedele, amo la fedeltà. Quante volte dico che cambierò, ma intenzioni vere non ne ho. Quello che mi piace io non lo do, ma per quanto proverò, vagabondo resterò. Ma per quanto proverò, vagabondo resterò. Vai, vai! Vagabondo resterò. Signori, la voce di Marco! Signori, vi ringrazio di cuore. Sono già arrivati degli applausi bellissimi, avete già iniziato a viziarci, a coccolarci e allora noi questi vizi ce li prendiamo tutti. Grazie per il vostro affetto, ricevere questi belli applausi ci fa tanto piacere. Inizia così il pranzo, auguriamo a tutti voi un buon appetito, un buon pranzo, una buona giornata e vi chiedo ancora un grande applauso per tutto il personale, tutto lo staff di Villa Pigalle. A più tardi. Buonissima cucina. Voglio fare un saluto particolare perché penso a voi vedo tanti amici, ma vedo anche dei convitati, degli amici con i quali ci siamo conosciuti durante i miei 7 anni sul palco dell'Orchestra Italiana Bagotti. Voglio fare un saluto grande agli amici di Frattina, di Bravistomini. Un bacio, grazie per essere arrivati. Gli amici del Parco Verde di Copparo. Io sono stata da voi poco tempo fa in qualità di ospite, grazie per la vostra presenza. Voglio ringraziare anche gli amici di Campretto, bacio grande grande, gli amici di Caserminio di Reggiana, un bacio anche a voi e il benvenuto anche agli amici di Stoccareddo.
Quest'anno non ce l'abbiamo fatta, ma speriamo davvero il prossimo anno di arrivare. Io sono onorata di poter arrivare alla vostra festa. Grazie a tutti voi che siete presenti. E allora noi a questo punto ripartiamo ancora con un po' di canzoni, da farvi ascoltare tra una portata e l'altra. E voglio partire con un omaggio alla grande musica italiana, un omaggio a un grande autore. Lui è scomparso, ma le sue canzoni rimangono nella storia. Arriva per voi La casa in riva al mare, Lucio Dalla. Sul mare, in una casa bianca in mezzo al blu, una donna si affacciava, Maria, e il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza alla follia, e sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide sulla mano di Maria. Questa sera vengo fuori, Maria, vedrai che bella la città, e sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e l'anello vide già sulla mano di Maria. Tutti gli anni insieme e i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora la mia donna, sei tu, e poi fu solo in mezzo al Signori, la mia orchestra. Inimitabile Lucio Dalla, grazie per questo applauso meraviglioso. Voglio continuare a parlare sempre di musica italiana con un altro
altro gruppo molto famoso. Loro sono gli Sadio, con la voce di Marco arriva per voi Sorprendimi. Che non conosco ogni notte vicini, e se ogni volte poi cado ti prego sorreggimi, aiutami a capire le cose del mondo e parlami di più di te, io invito a te completamente. Adesso andiamo nel vento e andiamo le ali. Sorprendimi e con carezze proibite dolcissime amami, e se alle volte mi chiudo ti prego capiscimi, altro non c'è che la voglia di crescere insieme. Ascoltami, io invito a te e penso a te continuamente. Adesso andiamo nel vento e andiamo le ali. C'è un modo molto speciale, non torna mai. Respiro dopo respiro e ti tengo le mani. Qui non ci prende nessuno, siamo troppo vicini e troppo belli. Grazie. La voce di Marco, bravo, che bel applauso che è arrivato, grazie, gentilissimi. Allora io voglio salutare due persone a me molto care, voglio salutare Marinella e Christian in rappresentanza della Pagutti Management, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Allora questi due ragazzi, vedete qui vicino al palco è stato allestito questo banco. Sopra questo tavolo ci sono tantissimi premi, perché nel corso della giornata è stata organizzata una bellissima lotteria con tanti bellissimi premi, quindi voglio fare un ringraziamento anche speciale all'amico Renzo e a tutte le persone che hanno lavorato per questa bella giornata, per creare questa bella giornata di festa. A tal proposito voglio fare anche un saluto e un ringraziamento allo studio Biliato, sponsor di questa giornata. Grazie a tutti voi che avete reso speciale la riuscita di questa domenica insieme. E allora, parlando proprio
parlando di Agenzia Bagutti, parlando dell'orchestra Bagutti, io vorrei dare spazio a questo punto alle canzoni dell'orchestra Bagutti, tornando indietro negli anni e partendo con queste melodie che hanno fatto un po' la storia. Vediamo se le ricordate. Partiamo con questa, arriva la luna sincera. Sincera, aiutami a cantare sta serata. Luna, forse stasera l'eco di questo canto giungerà. Prendo la mia chitarra per cantare
passatempo, quindi possono passare 10, 20, 100 anni che sono sempre belle, quindi grazie per questo applauso. Allora io mi auguro che altrettanto successo, perlomeno che quest'oggi possa piacervi anche la canzone che sta per arrivare. Io signori ve lo dico con tanto orgoglio perché è uscito, grazie, è uscito il mio nuovo disco. E allora quest'oggi vi voglio dedicare proprio la canzone che dà il titolo. Arriva per tutti voi, Occhi Azzurri. Sia piaciuta, grazie, grazie infinite. Allora, se io mi guardo intorno, vedo i miei ragazzi, dovete sapere che qui sul palco ci sono 3 veneti e si vede che c'è l'aria buona da queste parti. Allora, 3 ragazzi sono proprio qui originari del Veneto. Voglio iniziare a presentare il primo di loro, il nostro Vicentino. Accoglietelo con un bel applauso, signori. Davide Traforti, quest'oggi c'è qui presente anche la sua famiglia. E allora con le sue chitarre, perché si avvicenderanno prima la chitarra acustica e poi quella elettrica, arriva un grande omaggio alla musica italiana, ma in particolar modo alla grande musica partenopea, la musica napoletana. Per tutti voi, Davide Traforti, Tu sì, una cosa grande.
Grazie. Cosa avete mangiato? Qui era buono. Devo dire complimenti per la cucina, ho visto arrivare la padrona di casa. Facciamole un bel applauso anche alla nostra Stefania. Davvero un'ottima cucina. Un'ottica cucina, è bellissima la location, meraviglioso davvero. Villa Pigalle, davvero un ambiente molto bello, molto familiare. E voi oggi siete stati gentilissimi, abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza, quindi grazie. No, stavo dicendo ragazzi, si mangia molto bene, devo dire che se funziona così veniamo a mangiare sempre, tutti i giorni, alla grande. Allora io sono molto fortunata perché devo dire che ho la fortuna di avere sul palco dei bravi musicisti e delle belle persone. Quest'oggi ve li farò conoscere ad uno. È la volta di un altro bravo strumentista. Con il vostro applauso, signori, accogliete Davide Crespi a presentare un brano davvero molto difficile. Con il suo sax arriva per tutti voi Il volo del calabrone. Un applauso più bello dell'altro. Grazie, grazie infinite e complimenti. Allora io lo ripeto ancora una volta, come vedete qui è stato allestito questo meraviglioso banchetto. Ci sono oltre 50 premi in palio, quindi fra poco passeranno fra di voi Marinella e Christian a vendere i biglietti. Io vi voglio ricordare 5 euro 10 biglietti, davvero una grande lotteria, tanti premi davvero molto ricchi, quindi vi invito a partecipare a questa bella lotteria. E poi nel corso della giornata, eccolo, Christian è già pronto per distribuire appunto i biglietti della lotteria. Lo ripetiamo, sì, 5 euro 10 biglietti.
grandi premi, davvero. Nel corso della giornata sarà fatta più tardi estrazione di tutti questi premi che ci sono in palio. Li vedete bene, sono davvero uno più bello dell'altro. E a questo punto noi vi facciamo continuare questo meraviglioso pranzo. Buon appetito, arriverà il secondo e poi ci vediamo dopo. Buona continuazione. Ritorniamo in vostra compagnia per questa seconda parte di giornata. Vogliamo ripartire con questa canzone, si intitola Alle 7, proprio come noi. Noi stamattina siamo partiti da Piacenza alle 7. E allora ripartiamo così, in allegria. Torno da te, con tutto il mio cuore, l'amore che c'è, se spunta la luna, ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te porterò più pace d'amore che servoterò a farti felice, ci proverò. Troverai così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno t'ama più di prima. Ci ha fatto superare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia, quando alle 7 l'una della marina, e sentirò quella campana che nel tramonto salire suonerà. Stasera alle 7 ritorno da te, tu apri le braccia di cuore perché se spunta la luna ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te io verrò con tutto l'amore più grande che ho a farti felice, ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambino che ogni giorno voglio a me vicino. Amerai chi ci ha fatto superare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia, quando alle 7 l'ora della mattina, e sentirò quella campana che nel tramonto salire suonerà. Ritornerò e sarò tua, ti prego amore non lasciarmi andare via. Sarò, ma credo ancora che il nostro grande amore mai non finirà. Canzone di ieri come questa che sta per arrivare, ricordando la tradizione con la voce del nostro Marco. Arrivano per voi queste belle canzoni all'italiana.
E adesso che sei qui con me, non credo ai miei occhi perché mi accorgo che in fondo la donna che io volevo di certo sei tu. Vieni a fare l'amore, resta qui sul mio cuore, una notte solo di fare progetti di felicità e baciarla a pelle e piaciuto ridere e sentirti un amore mentre mi dici non ti lascio più. Non ti lascio più. Aver trovato te ha sprigionato in me quante emozioni, quanti pensieri, quanta poesia. Aver sfiorato te ha scatenato in me i desideri, la gelosia, la fantasia. Sentimenti per questo cuore innamorato, sono istanti, sono momenti così importanti per questa vita mia. Grazie, gentilissimi. C'è una canzone che appartiene alla musica italiana. Andando sempre indietro nel tempo, c'era una brava interprete che cantava le note di questa canzone, una melodia davvero particolare, sicuramente fa riflettere in questo periodo difficile della nostra vita. Il brano che sta per arrivare si intitola La riva bianca, la riva nera. Lo cantava lei, Iva Zanetti. Si fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo, sì.
che c'è dentro il mio cuore. Un soldato allora non sei dei miei, ho un'altra divisa, lo sa anche lei. No, non lo so perché non vedo più, mi han colpito e forse sei stato tu, signor capitano, che ci vuol fare? Questa qui è la guerra e non può cambiare. Sulla collina canta la medaglia, e l'erba verde diventa paglia. E lungo il fiume continua la battaglia, ma per noi due è già finita ormai. Signor capitano, io devo andare, vengo anch'io con te, non mi puoi lasciare. No, non mi lascerò, io lo so già, starò vicino a te per l'eternità. Tutto è finito, c'è la frontiera, la riva bianca, la riva nera, mentre una donna piange nella sera, chiama un nome che non risponderà. Signor capitano, si fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo. Signore e signori, per voi, Federica Cocco! E l'applauso meraviglioso di tutti voi, grazie, siete gentilissimi. Io questo applauso lo vorrei condividere con una persona che oggi non è sul palco vicino a me, ma è qui insieme a voi. La persona che ha curato tutti gli arrangiamenti musicali della mia orchestra, tutti gli arrangiamenti che state ascoltando quest'oggi. Vi chiedo un applauso ad Alex Villani. È giusto, anche perché io adesso sto prendendo i meriti, ma sicuramente senza il suo contributo essenziale questo applauso sicuramente non sarebbe arrivato, quindi grazie, grazie davvero di cuore. E a questo punto io, certo, preparate tranquillamente tutto quello che dovete fare, anche perché tra un po' arriverà la torta, ma prima noi ancora vogliamo deliziarvi con qualche canzone e vogliamo aumentare il ritmo con questi ritmi degli anni 80, i successi degli ABBA. Every minute seems to last eternally. I was so afraid, Fernando.
Le canzoni che hanno fatto il giro del mondo, grazie, successi degli ABBA. Allora io quest'oggi voglio accontentare anche un po' di richieste, sono arrivate un po' di richieste da parte vostra e voglio iniziare ad accontentare la prima. Ritornando alla tradizione, sta per arrivare una canzone che è una canzone nuova, eppure anche se è una canzone nuova è una canzone che ha il sapore d'altri tempi, è una lettera che è stata scritta ad un soldato dalla sua amata. Questa lettera si intitola Ponte di Ferro. Perché il mio amore
Che bel applauso, grazie. Allora devo dire che la tradizione vi piace. A tal proposito io vorrei accontentare un'altra richiesta per gli amanti di questo strumento cardine che in un'orchestra non può mai mancare, la fisarmonica. E allora proprio con la fisarmonica abruzzese del nostro Alex Vascelli vi chiedo un bel applauso anche per lui. Anche se quest'oggi non possiamo ballare, facciamo finta di poter ballare, poterci muovere anche un pochettino sulla sedia. E ascoltiamo un bel valzer. Per voi la fisarmonica di Alex. Siamo fiduciosi, presto torneremo a ballare. Speriamo. Alex Vascelli, la sua fisarmonica. Grazie, che bello, gentilissimi. Un altro strumento principe che non può mai mancare è il sax. Vi facciamo ascoltare questa bella mazurka, anche se non possiamo ballare, l'ascoltiamo.
risposta. Io non sento l'applauso. Ah, così ci piace. Di Alex Mascelli, grazie, ma che bello applauso. Allora, dopo il valzer, la mazurka, non può mancare una bella polchettina. Arriva questo omaggio alle belle melodie del passato, alla Castellina. Bello ritornare sull'ali del pensiero ai tempi di un passato che non hai scordato. Vivere così la prima gioventù, una casa al focolare, un amore che non c'è più. Il morto sempre nel cuore, casetta del mio paese, dove felice con te vivevo senza aver pretese, dove un amico gentile, il campanile della chiesa, mi risvegliava al mattino, quella campana pensosa. Dove un amico gentile, il campanile della chiesa, mi risvegliava al mattino, la campana pensosa. E non ci fermiamo. Siamo pronti a cantare? Anche noi ragazzi? Sulla montagna, vieni mio caro amore, noi due insieme ce ne andremo per amarci ancora di più. Le stelle alpine che coglieremo lassù saranno belli colpo dell'amore che mi hai dato tu. Vieni mio caro amore.
perché quest'oggi ci state davvero coccolando alla grande. Noi questi applausi ce li prendiamo tutti, anche perché in questo periodo difficile, chiusi in casa, sentivamo la nostalgia del palcoscenico e la nostalgia di ritrovare tante persone care. Quindi grazie, lo dico ancora una volta, sono ripetitiva, ma vi voglio ringraziare perché oggi vedervi tutti quanti insieme a noi mi fa tanto piacere. E a questo punto avete visto che è stato allestito questo bel banchetto, perché che cosa succede adesso? Cosa succede? Vuoi parlare con il mio? No, non ho dato adesso la voce. Allora intanto glielo facciamo ancora un grande applauso a Federica perché le ha presentato tutti i suoi ragazzi, ma penso che doveroso sia l'applauso grande a te come artista e come persona. E poi penso che l'altro applauso vada a tutto lo staff dell'hotel ristorante Villa Pigalti a Belvedere di Chiesa sul Brenta. E noi ci siamo permessi, Fede, di farti una piccola sorpresa. Adesso chiedo ai ragazzi di entrare in sala perché visto che qua nelle vicinanze era completo quando hai fatto il tuo battesimo in Veneto, oggi hai fatto il pranzo e speriamo che tutto questo sia di buon auspicio, no? Perché ce ne possono essere tanti altri con tantissima altra gente e che possa essere un inizio di una lunga carriera. Questo te lo auguriamo di tutto cuore. Incrocio le dita, davvero. Porto i saluti a tutti dell'agenzia Bagutti, i saluti di tutta la famiglia Bagutti. Per noi è un piacere esserti vicina in questi momenti e in questo pranzo che oggi spiana un po' così questa strada. Se li vediamo adesso, dato che ci stanno accompagnando, dovrebbe spuntare una cosa un po' particolare. Ecco. Questa torta, bellissima, che bella sorpresa, non me l'aspettavo davvero, grazie infinitamente perché questi sono dei regali unici che fanno tanto bene al cuore, davvero, grazie. Ecco. Bellissima, molto bella. È vero, ti fotografano anche a te adesso, vedi? Bellissima ragazzi! Grazie agli amici che hanno organizzato questa sorpresa, davvero molto gradita. Io Federica direi, visto che fino adesso non è stato qui con noi, ma Alex ci può raggiungere un attimo? Alex ci deve raggiungere. Fa finta di non sentire, sai? Che frigo? Accogliamo Alex Villani con un bel applauso. Matrimonio, cosa c'entro io? Manca poco, Alex! Manca poco! Manca poco! E fatti gli affari tuoi. Effettivamente la situazione sembrerebbe un po' da matrimonio, però no ragazzi, una cosa per volta. Quest'anno è stato l'anno della novità, dell'orchestra nuova, poi per le cose future ci penseremo. Grazie a tutti, salve, ciao a tutti. Vedo che se lo spiega in Io voglio ringraziare davvero in prima persona, da parte mia, da parte di Alex Villani, da parte dei miei ragazzi, per l'ospitalità, perché oggi siamo arrivati, questa mattina era molto presto, abbiamo trovato davvero un personale molto gentile ed accogliente che ci ha dato il benvenuto, che ci ha dato la possibilità di lavorare in armonia, questa è una cosa meravigliosa. E grazie per questa splendida torta che è stata una sorpresa molto gradita che non mi aspettavo. Sono sicura che sarà altrettanto buona. Assolutamente sì. Allora, se sono fatto tutte le foto, poi lo facciamo. Volete poi tagliarla? Sarebbe anche una bella cosa, dai. Taglio della torta. Dai. Taglio della torta, vado ragazzi! Allora vado!
naturalmente c'è il taglio della torta, distribuiremo la torta. E poi Naturalmente facciamo ci sarà un'altra bella sorpresa, perché l'amico Renzo, io voglio ringraziarlo tantissimo, in questo periodo mi è stato molto vicino e si è dato un grande affare per organizzare una signora lotteria, perché non si trovano tutti i giorni delle lotterie con dei premi così ricchi. Quindi grazie per tutto l'aiuto, e quindi dopo il taglio della torta, dopo aver mangiato la torta, ci sarà l'estrazione dei premi della lotteria. Concedimi ancora, Federico, una parola soltanto. Io durante questo periodo, non di lockdown ma prima, quando si stava preparando l'estate, ho sentito tantissimi comitati del Veneto, del Friuli, dell'Emilia Romagna, ed è un piacere oggi averne alcuni qui che erano quelli che avevano anche le tue date. È un piacere perché insieme a Marinella, insieme all'agenzia, si sentivano un po' tutti, si stava preparando quello che era il tour estivo e le date del calendario estivo. Ma non è un punto e fermi lì, no, è un punto per vedersi, per conoscerti, per vedere i tuoi ragazzi, ma è un punto perché si dica: da qui ci vedremo alla prima data possibile nelle loro feste, e questa è una bella cosa. E grazie di cuore a nome dell'agenzia Pagotino. Io voglio ringraziare tutti gli amici che sono arrivati, gli amici dei comitati che quest'estate ci avrebbero visti protagonisti. Naturalmente noi abbiamo tanto piacere di arrivare nelle vostre feste e vi vogliamo ringraziare, perché sarà meraviglioso poterlo fare il prima possibile, quando sarà davvero fattibile. Quindi grazie a tutti voi che ci avete raggiunto quest'oggi. Ultimo ma non ultimo, perdonami, e il ringraziamento più grande voglio darlo a te, perché io ti ho conosciuto un po' così, no? Tra i corridoi degli uffici, ma devo dire che sei una signora della musica, e quindi questo è bello perché trasmetti alla gente quel calore che ha bisogno di sentire. Non solo questo, ma assieme ai tuoi ragazzi, complimenti per l'orchestra che avete fatto tu ed Alex. Penso che veramente diate una nota in più alla musica del cuore che si ha bisogno d'oggi. Grazie davvero! Bravo Cristian! Grazie davvero per queste belle parole. Noi semplicemente amiamo questo lavoro, siamo fortunati perché facciamo della vita un mestiere che poi è la nostra passione, e quindi cerchiamo di trasmettere questo nella musica e questo nella vita. Cerchiamo di essere rispettosi di quello che facciamo e soprattutto di voi, del nostro pubblico. Bene. Adesso andiamo tutti a mangiare la torta? Adesso andiamo a mangiare la torta. Io voglio dire ancora un'ultima cosa. Io quest'oggi ho la fortuna di avere la mia famiglia, mio papà, mia mamma, ma non sono gli unici a essermi vicini, perché sia dalla parte della mamma che dalla parte del papà oggi sono venuti a trovarmi degli amici. Li vedo qui seduti, quindi li voglio ringraziare. Sono dei miei conterranei, perché ragazzi io sono piemontese, sono nata a Torino, però la mia famiglia ha di origini venete, quindi un motivo in più per essere felice nell'essere qui oggi con voi. Grazie. E a questo punto non parliamo più. Buon appetito, sicuramente la torta sarà meravigliosa. Ci vediamo dopo. Finché voce avrò
Grazie. Continuiamo a mettere il ritmo, arriva questa canzone che si intitola Il primo amore, perché il primo amore non si dimentica mai. Marco. Nei giorni vissuti nei prati abbracciati, le sue dolci labbra dicevano ti amo ed io piano piano volavo lontano. I giorni passavano lenti per me e tutto era bello per me. Erano belli quei momenti che non torneranno mai. Vicino al camino, una dolce atmosfera, dolci i suoi baci e le sue calde mani, ed io da bambina pensavo a domani. Non è stato mai così bello per me, ma adesso ricordo che c'è. Erano belli quei momenti che non torneranno mai. Sempre di amore continuiamo a parlare perché arriva Ai, l'amore! Aumentiamo, aumentiamo! Come fredda questa primavera senza te. Nuvole dal cielo, dalla pioggia, come nei miei occhi guardo dentro a questa vita nera senza te, la vita che ormai io non ho più. Le tue carte hai giocate bene insieme a me, sono prigioniera di un amore grande, ma l'amore solo mio, quello che dai tu. Come te, uguale senza te, io l'amore sai e
sono incatenato al vanto. Andiamo, c'è un mondo azzurro nel mio cielo senza te, ma l'azzurro è solo nel ricordo dei tuoi occhi ormai. Cerco dentro un'altra primavera senza te, quella che volevo per noi due. Le tue carte le hai giocate bene insieme a me, hai barato, mi hai rubato il cuore. Questo cuore che avevo dato solo a te, è vero senza te, e muoio senza te, sì. Hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà, come sono amare le mie notti, quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà, sono incatenato al vanto con te. Hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà. Hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà, come sono amare le mie notti, quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà, sono incatenato ormai con te, sono incatenato ormai con te. Grazie! Che bello, grazie! Vorrei fare un tuffo nel passato, un tuffo negli anni 60, quando si cantava sulle note di queste canzoni. Vediamo se le ricordate. Come le fiore anche tu ritornerai. Un abbraccio e grazie! Un bacio grande! Riporterai. Grazie mille! Avevi la mia vita, avevi la mia vita tra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi, dai sogni miei. Forse domani chissà, tu piangerai, quando il mio amore per te tu capirai. Ritorneranno tante prima me, come le fiore anche tu ritornerai. Se stasera sono lì, è perché mi voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettare via così il mio amore per te. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai.
riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me. Davide! Un'ora sola ti vorrei, e io che non so scordarti mai, ed in quest'ora dovrei la vita mia per te. Quando mi sorprendo, vedo gli occhi tuoi, miei, ma se non mi vuoi, non niente starà. Vita mia per me, un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia. Le belle canzoni degli anni 60, grazie, gentilissimi. Ritorniamo a presentare le novità, quelle che sono le nuove canzoni. Arriva per tutti voi questa canzone che si intitola Santi in Paradiso e parte con un ritmo incalzante che fa muovere, anche se siamo seduti, fa muovere il corpo, fa muovere le mani. Ci prestate le mani? Sì, sì. Seguito i miei passi su un sentiero del perché, tra le buche e tra i sassi porta un sogno che non c'è. Ho vissuto sempre senza fare a pugni mai con Dio, nonostante l'esigenza
visto in paradiso e nemmeno qui sulla terra. Ogni giorno io la mia guerra la combatterò come so. Ho tirato questo sorriso nelle tasche della mia vita, ma però io la seguo a ruota, io non mi arrenderò, nonostante sia in paradiso. Questo sorriso nelle tasche della mia vita, ma però io la seguo a ruota e io non mi arrenderò, e io non mi arrenderò. Santi in paradiso della rituale, le nuove canzoni. Grazie, gentilissimi. Allora ci sono gli amanti della fisarmonica che vorrebbero ascoltare un bel tango appassionato. Ho scelto per voi un tango classico, davvero. Arriverà con la fisarmonica del nostro Alex in questo tango celebre. Signori, il tango party.
scusate, è un po' ruffiano, cerca l'applauso. E l'applauso è arrivato, tutto meritato, per la fisarmonica del più giovane dell'orchestra, il nostro abruzzese, Alex Vascelli. Bravo, davvero. Allora gli diamo il tempo di ritornare alle tastiere perché dovrà introdurre il prossimo brano. Un brano che per gli amanti del sassofono sicuramente sarà tanto apprezzato. A suonarlo per voi il sax di Davide Crespi. Arrivano questi suoi milioni di Arlecchino.
lascia che io sopra il tuo mistero prima che vento del mare poi mi porti via nave. Straniero, e one, two, three, four. Ci siamo veloce? Non mi resignare con silenzi sconfinati, dove dovevo portare su di me. Lasciami che sopra il tuo mistero prima che dove il mare poi mi porti via nave. Straniero, straniero, straniero. Andiamo con il ritmo, arrivano le canzoni di oggi, il reggaeton, successi del momento, successi odierni. Telefono, sveglia le te, si ripete giorno è. Ti chiedo di amo, che frigo c'è buono, per strada per fugge sei. Che non ho mai amato, tu che scrive per entrare. Non ti sembra così strano incrociarsi in un locale. E tu, con quell'aria tirata, un fiore tra le dita, devi un altro margherita, dici che sei finita. Quando sei tornato, non c'è solo granita, un fine settimana, guarda come sei cambiato. Il successo di oggi. Perché tu, quell'aria delicata, un fiore tra le dita, sei un altro margherita, dici che sei finita. Da quando sei tornato, mangi solo granita, un fine settimana, guarda come sei cambiato. Continuiamo a cantare! Solo tengo un messaggio, ma la voglia che dipende dai fatti miei non mi farà tornare. Solo
Vediamo se ricordate anche questa. La mattina la luna che mi accompagna fino a te. In montagna magari in una laguna, se ti trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate, le dimenticate, ce le parliamo rate, dai, adesso dimmi dove, quando, stasera non arrivo al ritardo e non ho più nessuna scusa stupida per contare anche il traffico che c'è. Dimmi dove, quando, stasera non arrivo al ritardo, senza tante parole, manda la posizione, dimmi dove. Dove? Questa c'è figa figata! I successi di oggi! I successi di Reggae Banda! Ma noi non ci fermiamo perché è festa, vogliamo farvi cantare tutti, intonati e suonati, anzi cantiamo anche noi, tutti i ragazzi dell'orchestra con questi successi senza tempo, pronti a cantare insieme a noi. Sono libero che non può con te, perciò che ti piacerà. Bravi pezzi! Come dice che il mondo semplice, poi queste cose non sa. Suonare! Pregare le mani e poi fatemi dare. Se poi come si muove, non può certo sbagliare. Arriva Roberto! Puoi Insieme a noi! Il nostro giardino! Filippo
C'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Ok. Sta seguendo una luce che cammina. Lentamente tanta gente si avvicina. E poi negli anni 80 c'era questa artista eclettica con questa voce pazzesca. Loredana Bertè. C'è una novità, non c'è resta, prendendo milioni.
piacere di rivederla, la signora Grazzella di un altrettanto bel ristorante. Grazie della sua presenza, grazie di cuore per averci raggiunti. Le delizie, un abbraccio grandissimo. E ora noi non ci perdiamo d'animo perché fino alla fine vogliamo essere belli carichi. Arriva! Tutti! Come sono bello stamattina, non so più la mia corona, sono un esterno intanto zio Russa, con i suoi pensieri in testa, ora così la vita a fare la pipì per stanotte voglio stare acceso e dire sempre come sono in borgo questa sera, ho voglia di sudare, sono frugoloso una vera. Davanti a un popolo con la chitarra rossa che ha detto basta e lei non torna più per stanotte voglio stare acceso e dire sempre amo Gucci Che meraviglia! Noi siamo davvero felici di essere arrivati quest'oggi insieme a voi, di aver fatto festa e di aver trascorso davvero qualche ora felice, è stato bellissimo. Grazie ancora a tutti voi che siete rimasti fino alla fine. Grazie! Allora, questo pomeriggio davvero è volato e gli ultimi 10 minuti di questa giornata io li vorrei fare un pochettino più in intimità. Dopo esserci scatenati, dopo aver ascoltato comunque tutti i miei ragazzi ad uno, io a questo punto vorrei fare un passettino indietro e proporre a tutti voi una canzone particolare, con una dedica speciale, perché è dedicata a una figura importante. E lo vorrei fare in maniera semplice, solamente con la voce e con il pianoforte, senza l'aggiunta di nient'altro. Ho parlato di una persona particolare, una persona importante nella vita di tutti noi, la figura del papà. Io la dedico a mio papà e naturalmente a tutti i papà presenti in sala. Signori, caro papà. La tua guancia un po' ruvida, la tua voce simpatica, quante storie dire, raccontavi per me, erano belle le favole, cavalcavo le nuvole. E con gli occhi della fantasia io sognavo in braccio a te. Caro papà, se ripenso a quei giorni vorrei riaverti vicino. Caro papà,
persona che dà la vita di tutti noi e con lei che dà la vita, la cosa più bella, la mamma. Una dedica speciale alla mamma, a tutte le mamme, in questo qua di mamma. Di un tempo mai lontano, chiusa dal pianto la gola, stringevo la tua mano, era la prima volta che mi lasciavi sola sul mare della vita. Spiegavo il primo c'è cosa più grande del mondo perché ho un cuore di mamma, è la cosa più grande che c'è, perché ho un cuore di mamma. È la cosa più grande che c'è. Signore e signori, Federica Cocco! Grazie per questi applausi meravigliosi. Noi quest'oggi porteremo a casa davvero un ricordo bellissimo di una giornata speciale. Voglio ancora ringraziare Stefania e naturalmente tutto il personale, tutto lo staff di Villa Pigalle che ci ha ospitati quest'oggi. Grazie a tutte le persone che sono arrivate da tutte le parti d'Italia, grazie davvero di cuore a tutti voi che siete rimasti fino alla fine di questa giornata. Un abbraccio grande, grazie a tutti voi. Grazie Graziella, grazie mille a voi che siete arrivati. Mi ha fatto tanto piacere rivedervi, spero di potervi rivedere presto anche nel vostro locale meraviglioso. Un bacio. Allora signori, io questa giornata la vorrei concludere con una canzone particolare, una canzone importante che ha segnato davvero gli anni più belli della mia vita sul palco dell'Orchestra Italiana Bagotti. Voglio concludere così, con questo brano. Angelica, delle verse per me, per voi. Milioni di stelle in città, 100.000 lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ci sono migliaia di baci, di amanti e di sguardi veloci, c'è tutto
tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore, si calmerà, digli che amore avrà e che non finirà. Sì, grazie. E il finale lo facciamo insieme. Fuori la voce. Ci sono milioni di stelle in città, 100.000 lanterne, tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore, si calmerà, digli che amore avrà e che non finirà. Ma sei tu l'universo per me. Un ringraziamento particolare allo sponsor di questa giornata, allo studio mediato di Castelfranco Veneto. Grazie. Un ringraziamento a Renzo per la lotteria. Un ringraziamento al Faculty Management nella persona di Cristian Maserenti e Marinella. Grazie da parte di tutti noi, la direzione artistica di Alex Milani, la batteria di Filippo Pippo Murano, la chitarra di Davide Traforti, il basso di Roberto Cappora, il sax di Davide Crespi, le tastiere e la fisarmonica di Alex Vascelli, la voce maschile della mia orchestra Marco Cartolan. La grande voce di Federica Cocco. Grazie mille Brigante, grazie a tutti voi, vi vogliamo bene! Ciao!